pronto per la seconda semifinale di Serie C2, pronti ad entrare in campo Yes Work Valli e Mestre Fenice. Chi vince domani sfiderà l'Arzignano nella finalissima di C2, i giovani contro la Garra di domani. Si parte intanto, i primi 30 minuti di questa seconda serie, si prende il pallone, si fanno vedere Bui da davanti, Maurigi cerca di andare sul fondo, dove fermato il pallone resta lì e poi la risposta. Questo pallone lì in mezzo tra i due, attenzione alla deviazione ancora. Ti hanno salutato, attenzione al tiro, poi la schiena di Schiavon. Avrà sicuramente attenzione però in questa azione. Ancora lì, Fasolini resta il pallone, poi entra dentro l'MVP della prima partita Geremia Bui, attenzione al tiro di Schiavinati. Non c'è ancora una squadra che conduce effettivamente la gara. Zaccuni, poi un break può essere importante, Zaccuni per Marangon, è bravissimo qui 2 volte il portiere. Il numero 1 Matteo Fusaro magari non scenderà in campo, chissà. Lo dico io, attenzione al Mestre Fenice, sono ancora €1. Anche senza Gatorade, attenzione qui. Ricordiamo ancora un po' il dente avvelenato per la sconfitta, attenzione però alla ripartenza dello scorso anno, qui ottima la giocata, palla per Guariento, Valli che a tratti spinge. Il tiro in mezzo e poi a fare affidamento anche sulle palla scarpe. per lui che va sul fondo, il pallone che resta lì. Giorgione protagonista. Teatro, attenzione al tiro di Guariento, il di torpore, qui bravo Spagno a prendersi di nuovo il pallone, palla per Bozzato che calcia, recupera però palla a Franceschini che viene anche con gli scalamenti da terra da Zaccuni che lotta con il pallone, rischia qui Bui, Geremia Bui, non sarà un gol stratosferico ma è di vitale importanza, minuto 23, Mestre Fenice avanti 1-0. Ancora una volta Bui, il contropiede non andato a fondo. Palla intanto sul fondo per Origi. Gamba destra, eccolo qui. Quasi con ginocchio forse la parata. Ottima parata qui, tanto palla in mezzo per Guariento! Che azione da PlayStation! Alessandro Guariento! Croce, quadrato, palla, non è Xbox ma è PlayStation questa, fantastico, raddoppio Mestre Tambozzato, vediamo se la reazione del Valle arriverà subito in avvio, recupera ancora Capitan Bozzato, più di una volta il gol intanto del capitano che fa esplodere il tifo Chioggiotto in apertura, 35 secondi e il match si riapre con il capitano che ha insistito e lo ha voluto Udi. Sì, l'avevamo appena, volevano un fallo ma guarda che velocità Franceschini, nonostante fosse finito dietro le quinte, attenzione al Zaccuni! Zanotto va via, fa partire un missile Zaccuni, ancora da sottolineare le qualità estreme del portiere. Sì, palla per Schiavone, resta lì il pallone ancora Zanatti, non avevano comunque litigato tra di loro e vabbè. Una palla lì a metà, poi era caduta a terra. Palla per Schiavone, ha infilato Lago nel pagliaio, si direbbe l'ha trovato ma che giocata, Schiavone viola dalla rabbia, mette dentro il gol del 2-2. Quest'area per un possibile fallo, anche lì sentore di mentalità, intanto per Geremia Bui non riesce a mantenere il pallone per lo Spagno, veloce Spagno, adesso verso di sinistra il tiro con qui sulla nostra destra. Rilancio lungo intanto di un beccare proprio Spagno, sarà un fallo grande come Casamia e ancora Zanotto. Deve essere concitata la partita perché la posta in palio è davvero grande, importante, 20 minuti ancora di gioco, Zaccuni sul fondo, il tiro e ancora Zanotto. I giovanotti che ci sono qui in campo, andiamo a vedere il tiro e il palo di campo perché la pressione è alta, ora si prolunga con Origi sul fondo, uno scavetto che dà una mano a Fasolini. Origi intanto ancora per Guariento, siamo già oltre il 20esimo. Guariento che fa partire un bolide, salta anche Fasolini. Ancora Guariento, ma deve a prenderselo all'altezza dell'addome. Bui per Guariento, pronto intanto 2 cambi, Fenice, attenzione, il nuovo vantaggio della Mestre Fenice.
torna avanti con Bui, Geremia Bui al minuto 22, riporta avanti i suoi, andiamo a rivederlo, di nuovo avanti i ragazzi di Landi. Guarienti trova in diagonale con il passaggio filtrante Bui che sigla la doppietta e si riporta. Bozzato va a terra Zacuni. Origi Prato Fasolini, il tiro di Bergamo. In difesa e muovere il rombo in modo tale da non far trovare spazi. Zacuni a calciare, pallati in piedi i tifosi Chiogiotti qui alla nostra destra, ancora Zacuni e la risposta di Zanotto che poi fa ripartire Franceschini, resta tra i pali Schiavone, Franceschini il tiro, quasi sta per fischiare la fine della partita Bosco, visto qui si fa un altro quanto e Guariento, gol di Guariento, MVP di questa sfida, a mettere il sigillo sul 4-2 il ragazzo Scuola Pressano. Sol del 4-2, grande prestazione. La finale di domani sarà Mestre Fenice contro Arzignano.